Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Domenica 29 maggio e insieme per questo appuntamento il nostro solito focus, questo appuntamento che vi accompagna fino all'ora di pranzo. Staremo insieme fino alle 13 e come sempre insomma la cronaca, le notizie che arrivano dal nostro nord-est, insomma l'obiettivo è quello di tenervi compagnia e arrivare insieme fino alle 13 raccontandovi quello che è accaduto, quello che sta accadendo e quello che accadrà, perché poi ovviamente anche oggi l'appuntamento con i nostri telegiornali, poi a partire dalle 18:50 i nostri notiziari che vi racconteranno meglio nel dettaglio quello che accade in queste ore. La cronaca, insomma, come sempre nei nostri notiziari è uno degli elementi più importanti, la cronaca che ci riporta a quello che è accaduto al rally che ha visto dopo la tappa di Recoaro 1000 purtroppo una tragedia. Vediamo cosa è successo nel servizio di Sharon Di Carlo. L'ultima corsa con la sua Ford Escort RS e con accanto sua figlia. Dramma questa mattina al rally storico Campagnolo, Isola Vicentina. Un pilota di 58 anni, Michele Bortignon, di Romano di Azzellino e del team Bassano, è morto a causa di un malore. Stando alle prime informazioni, la tragedia è avvenuta nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro 1000. Il pilota, all'esordio per il team bassanese, era al volante con a fianco la figlia 21enne, navigatore della gara. All'improvviso un arresto cardiaco. L'uomo, negli ultimi attimi di lucidità, è riuscito a rallentare e accostare l'auto, sbattendo contro un muretto ed evitando una tragedia ancora più drammatica. Immediato l'arrivo del suo M118 e dell'elisoccorso da Verona, ma Michele non ha più ripreso conoscenza. Veramente una tragedia questa che ha colpito tutti, il comportamento, insomma la reazione, così probabilmente anche distinto da parte del pilota che insomma ha permesso di evitare danni più gravi. Come sapete insomma i nostri servizi arrivano da tutto il Veneto, quindi insomma ci spostiamo sempre da una provincia all'altra per vedere quello che accade più in generale a nord-est e infatti adesso ci spostiamo a Villorba dove ieri mattina c'è stata insomma una situazione veramente poco piacevole alla stazione dei treni, una dozzina di minorenni che hanno combinato, sentiamo cosa. Ancora una volta l'appuntamento è arrivato tramite i social. È così che una dozzina di ragazzini, tutti minorenni, si sono ritrovati questa mattina intorno alle 8:30 nei pressi della stazione ferroviaria di Lancenigo di Villorba. Quello che è accaduto dopo è nella ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale. I giovani, per futili motivi, si sono affrontati in un violento litigio degenerato in una rissa a tutti gli effetti, finita con il fuggi generale all'arrivo dei militari delle stazioni di Villorba e Spresiano, del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso e della polizia locale. In pochi minuti le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare 9 giovani tra i 16 e i 17 anni, tutti provenienti da altri comuni trevigiani. Alcuni di loro presentavano ferite lievi a braccia e testa, ma non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Ecco il racconto di una testimone. Ho visto una pattuglia di carabinieri con 2 ragazzi, e uno era un ragazzo di colore senza maglietta e un altro ragazzo che stavano parlando con i carabinieri. E poi ho sentito che parlavano di coltelli, che stavano cercando un coltello. I ragazzini raggiunti dai propri genitori hanno chiarito la vicenda alla caserma dei carabinieri di Villorba. La loro posizione sarà posta al vaglio della Procura della Repubblica per i minori di Venezia. Rischiano una denuncia per rissa. Una vicenda grave e inquietante che ricorda quanto accaduto nelle scorse settimane in centro a Treviso. Episodi che impongono alle istituzioni un intervento urgente. È un fenomeno che ci preoccupa e che stiamo monitorando da tempo. Il disagio giovanile lo combattiamo in varie forme. Questo successo oggi invece ci deve far pensare e suggerire un passo ulteriore con un'attività di coordinamento tra comuni per individuare per tempo gli autori di questi atteggiamenti. Noi come Comune di Villorba stiamo implementando il sistema di videosorveglianza con una 50ina di telecamere, ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Bisogna creare una rete tra famiglie, scuole e istituzioni, evidenzia il sindaco Soligo, che poi avanza una proposta. Perché non fare anche fare dei lavori socialmente utili ai colpevoli? Che forse questo farà ragionare.
Continuiamo con la cronaca, perché proprio questa mattina è accaduto un fatto molto grave, purtroppo un'altra tragedia che è avvenuta a Chioggia, direi, se non sbaglio, sì, scusate, con insomma, il titolare di uno stabilimento balneare che è rimasto schiacciato, pensate, da una palma. Ieri il vento, l'uomo era andato a cercare di sistemare questo albero che era diventato pericolante proprio a causa della pioggia, e improvvisamente la palma ha ceduto e ha schiacciato l'uomo, pensate. Non c'è stato niente da fare, tra l'altro proprio in quel momento c'era il primario del pronto soccorso di Chioggia da quelle parti, è intervenuto per primo per aiutare l'uomo, ma non c'è stato, come dicevo, nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati da questo 53enne, quindi veramente una tragedia un po' assurda che è successa proprio questa mattina. A Venezia invece, insomma, se ne parla da parecchie settimane, ne abbiamo parlato spesso anche noi, una sorta di rivoluzione dei plateatici che il comune sta appunto riorganizzando. Dopo le concessioni per i plateatici nel periodo Covid, questo accade anche nelle altre città, insomma, che sono stati concessi molti plateatici gratuitamente agli esercizi pubblici per, insomma, favorire un po', ecco, quello che poteva essere una ripresa economica. Adesso Sovrintendenza e Comune rivedranno i permessi per i plateatici, quindi per gli spazi all'aperto di bar e ristoranti, premiando la qualità, e si parte da quelli di Rialto. Comune e Soprintendenza si preparano a rivedere le concessioni di suolo pubblico a bar e ristoranti di Venezia città. Le ampie concessioni temporanee di plateatici arrivate con la pandemia per evitare il rischio contagio stanno per scadere, e questa sarà anche l'occasione per ridisegnare, sotto questo punto di vista, la mappa della città, a partire da Rialto. Sotto il ponte sicuramente, proprio attaccato dove c'è la Madonnina famosa di Rialto, non ci sarà più un plateatico, immagino, insomma, toglieremo. E per quanto riguarda Riva del Vin, c'è un accordo con la sovrintendenza che è stato già comunicato agli operatori, che dovranno alleggerire quelle che sono le strutture e renderle meno impattanti, quindi una rivoluzione anche legata a Riva del Vin. Già autore della delibera che blocca i negozi di Paccottiglia, Costalonga intende premiare la qualità anche nella concessione dei plateatici. È un'altra impostazione del concedere i plateatici, che va nell'insegna del qualità. Se uno rispetta la città, e gli si dà il plateatico, cosa che verrà tolta nel momento in cui questo cambierà appunto la gestione o cambierà il modo di porsi. Ma all'orizzonte c'è una novità che si estende anche alle attività commerciali. Adesso io sto preparando una delibera per concedere i plateatici a tutte le attività che sono rivolte alla residenzialità, tipo che ne so, un ferramenta, un negozio di vicinato, cioè a quelli che le precedenti amministrazioni avevano tolto i plateatici per una logica, insomma, non so che logica fosse. Adesso noi invece vogliamo proprio avvicinarci a chi dà offerta e chi offre servizio al cittadino, al residente, e chi fa anche una dissuasione che possa con la sua attività dissuadere al degrado. 12:18, prosegue il nostro focus fino alle 13, voi fate pure quello che avete da fare a casa, gli impegni che avete, portateli avanti, intanto ci ascoltate, ci guardate, ci seguite, noi vi informiamo su quello che sta accadendo a nord-est e, insomma, vi siete accorti tutti, temperature scese di parecchio in queste ore, da ieri sera direi sono scese notevolmente, c'è più fresco, bisogna vestirsi di più, vedremo per quanto. Di certo il maltempo di queste ultime ore e anche, insomma, dei giorni scorsi in alcune località del Veneto, ce ne siamo occupati, la Pedemontana, insomma anche Trevigiano, hanno avuto danni veramente forti durante questa settimana, e allora la Coldiretti fa un po' il punto della situazione, un bilancio che noi soprattutto vediamo qual è nel Vicentino, in provincia di Vicenza. Grandine, vento, nubifragi e tutto questo in piena crisi energetica, con le falde ai minimi storici in una primavera segnata dalla siccità.
C'è chi ripensa alle piaghe d'Egitto, i coltivatori guardano il cielo e lavorano la terra. Sudore e fatica, ma tutto viene distrutto in pochi terribili istanti. Soprattutto quando ci sono degli eventi atmosferici sempre più estremi negli eccessi, e una grandine a maggio è un evento estremo, le colture vengono danneggiate, e questo per noi agricoltori è un colpo al cuore, perché è il lavoro di un anno. Lavoro di un anno compromesso dai temporali che questa settimana hanno travolto il Vicentino, con alcune colture distrutte dalla grandine, in particolare le ciliegie e i vigneti. La regione ha dichiarato lo stato di crisi. Sì, queste sono tutte delle misure bene accette, ben volute, però le assicuro che il problema grosso per l'agricoltore oggi è nel constatare quotidianamente come il cambiamento climatico che stiamo vivendo sia drammaticamente percettibile per un imprenditore agricolo, e ci ritroviamo molto spesso senza armi. Gli agricoltori si trovano senza armi per affrontare i cambiamenti climatici. Non ci sono soluzioni immediate, ma alcune strategie possono essere attuate. Se parliamo di irrigazione, parliamo di acqua, parliamo di approvvigionamento idrico, lì c'è molto da lavorare sui consorzi di bonifica e stare molto attenti ai bacini di approvvigionamento idrico. In alcuni casi si fa, in altri un po' meno. Ricordiamoci che le risorgive sono quasi all'ultima goccia. E già, le falde sono ai minimi storici e le aziende agricole hanno bisogno di irrigare con adeguati impianti. Insomma, gli agricoltori alla vigilia dell'estate hanno problemi enormi. Quando mi dicono questo fine settimana che bello, il problema è che non abbiamo l'ombrellone al mare, io dico ma vi rendete conto che qui non riusciremo a raccogliere quest'anno, altro che ombrellone al mare se andiamo avanti così. Un momento che non è più un momento. Le difficoltà per il mondo agricolo e degli allevamenti ormai durano da troppi anni. Al mondo politico viene chiesta né più né meno lungimiranza, che è sempre più rara. Abbiamo bisogno di confrontarci ad un livello diverso e cercare di capire più avanti quello che potrebbero essere i problemi per affrontarli e prendere delle decisioni imprenditoriali di conseguenza. Adesso vi raccontiamo di un'operazione di Polizia e Carabinieri a Verona, Padova e Rovigo che riguarda il mondo così complicato, complesso e pericoloso del web, che insomma da un certo punto di vista può davvero essere molto pericoloso. Allora vediamo un po' cosa hanno fatto le forze dell'ordine e dove hanno indagato. Operazione contro l'ISIS sul dark web in diverse città italiane, coinvolte anche Verona, Padova e Rovigo. La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sono state coinvolte 29 persone. Nel veronese 2 le perquisizioni nei confronti di 2 cittadini marocchini in regola con il permesso di soggiorno, residenti nella Bassa Veronese. Nel corso di una di queste perquisizioni gli agenti hanno sequestrato un telefono cellulare. Ad entrambi gli uomini, tutti e 2 sulla quarantina, è stato contestato il reato previsto e punito dall'articolo 270 bis del Codice Penale per aver promosso l'organizzazione terroristica ISIS sul dark web. Torniamo a qualcosa di un po' più positivo adesso, lasciando la cronaca, quella più appunto cosiddetta nera, proprio perché non è che riservi buone notizie. Invece ci spostiamo ad Arzignano, quindi nel Vicentino. Dopo la pandemia l'amministrazione ha deciso di provare a ripopolare il suo centro storico e lo fa anche con un bando, quindi ha emesso un bando per rilanciare un bar che è di proprietà del comune, che si chiama Caffè Nazionale. Destinazione futuro. Arzignano investe sul centro storico e lo fa ripartendo da un pezzo di storia. Il Caffè Nazionale, di proprietà del comune, che dopo le clausure della pandemia viene rilanciato con un nuovo bando per aprire le porte a idee e progetti di rinnovamento e ampliamento nella centralissima Piazza Libertà.
Abbiamo ascoltato molto i cittadini, i loro suggerimenti e siamo giunti alla conclusione che è importante completare la già ampia offerta commerciale presente nel frequentato centro arzignanese. Quindi confidiamo di sfruttare questa situazione di crisi per generare un'opportunità di miglioramento che andrà sicuramente a beneficio dei cittadini. Così Arzignano, capitale della pelle, punta a un nuovo ambizioso obiettivo, quello di animare ancora di più il cuore della città. Siamo pronti quindi con un bando, con un avviso esplorativo che offre anche l'opportunità di rinnovamento, di rilancio e anche di ampliamento dei servizi, perché il bando prevede anche la possibilità di portare in piazza 2 servizi che possono essere una gelateria, pasticceria e anche un ristorante. Confidiamo quindi che qualche gestore locale possa valutare la possibilità di cambio appunto di location e arrivare appunto e venire e portare il proprio servizio in piazza, oppure confidiamo in qualche nuovo gestore che possa condividere con noi questa idea di rilancio e di rinnovamento e portare in piazza ad Arzignano, nel cuore della nostra città, appunto un servizio di qualità. E allora in bocca al lupo ad Arzignano, senza dubbio questa è un'iniziativa che fa bene al territorio in generale, anche ai cittadini. Sono le 12:26 esatto e quindi è il momento di una breve pausa, ci fermiamo un attimo, poi torniamo con la cronaca, proprio fresche notizie di questa mattina da Padova. (12:30), domenica 29 maggio, torniamo insieme, ancora mezz'ora da trascorrere in compagnia. Notizie, informazioni, servizi dei nostri colleghi dalle varie redazioni di Media Nord-Est. La questura comunica di aver arrestato 2 persone, espulso una terza dall'Italia. Parliamo di 2 pusher che sono stati arrestati dalla polizia e anche di una donna condannata per tentata rapina e lesioni aggravate, in particolare in via Annibale da Bassano, quindi siamo dietro alla stazione. Gli agenti hanno arrestato un 37enne nigeriano già noto per lo spaccio di droga, l'hanno tenuto d'occhio, erano in borghese, hanno visto che si avvicinava a un uomo di 48 anni della provincia di Treviso, poi si sono spostati in un vicolo dove c'è stato uno scambio ovviamente di droga, si sono separati, ma in quel momento sono intervenuti i poliziotti che hanno fermato entrambi. 4 grammi di cocaina in un involucro pagato 150 euro, quindi pusher che viene fermato anche se tenta di darsi alla fuga e spintona gli agenti, ma insomma viene messo in sicurezza e tratto in arresto. Mentre per chi ha acquistato la droga è arrivata una segnalazione alla prefettura della provincia di Treviso e c'è un procedimento amministrativo che parte ben preciso, ben delineato. Un altro pusher invece è accompagnato al centro per il rimpatrio di Gorizia, quindi dovrebbe essere rimpatriato in Tunisia. Questa diciamo la procedura, è quello che dovrebbe accadere. A Trieste adesso, perché come sapete c'è anche Tele4 che lavora al nostro fianco, abbiamo così ogni tanto la possibilità di andare in Friuli Venezia Giulia, a Trieste appunto, e vedere che aria tira da quelle parti. La cronaca anche lì, perché in Piazza Unità probabilmente colto da un raptus, uno straniero ha sfondato la porta della sala comunale d'arte. Non gli è importato di un matrimonio che si svolgeva nella sala adiacente, né della presenza della polizia che come d'uso pattugliava la piazza, ancor meno del fatto che a quell'ora il salotto triestino fosse frequentatissimo, oggi nonostante il meteo avverso. Un giovane straniero bengalese, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 16:45 si è scagliato contro l'ingresso della sala comunale d'arte.
sfasciandolo e proseguendo all'interno la sua opera di devastazione, riversatasi non soltanto sugli arredi ma anche sulle opere esposte. Sul posto per calmarlo anche i carabinieri al 118 che lo ha trasportato a Catinara per medicargli le ferite da taglio, risultato della sua furia inconcepibile. Ignote le ragioni del gesto che, e dire poco, ha spaventato e aggettato, seppure per brevi secondi, i presenti nel terrore che si ripetessero fatti accaduti or non è molto. Intanto, irritato ma anche sconvolto, l'assessore comunale agli affari generali Michele Lobianco, che ieri aveva inaugurato la mostra dedicata al gatto alabardino. È stato arrestato grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. Sono profondamente amareggiato, arrabbiato e chiaramente mi auguro in una pena esemplare nei confronti di questa persona che adesso a Catinara a medicare le sue ferite. Avete visto il sangue che ha perso in questa operazione vandalica di scasso e di sfascio di tutte le vetrate. Insomma, la cosa che è incredibile è che queste cose accadano in pieno pomeriggio in Piazza Unità, in un'ora centrale, mentre peraltro si celebravano i matrimoni. E questo è Trieste, quello che ci arriva dalla nostra redazione di Tele4. Intanto è stato sequenziato e confermato il primo caso di sottovariante Omicron BA5 in Veneto. Si tratta del 17° caso in Italia, parliamo ovviamente di Covid. La paziente è una donna vaccinata con 3 dosi. Le sue condizioni non sono preoccupanti, è in isolamento a casa, nella sua abitazione. A individuare questo caso di sottovariante Omicron è stato il laboratorio di genomica dell'ospedale All'Angelo di Mestre. Mestre, Chioggia, Padova. Parliamo adesso di una bimba di soli 5 mesi di Chioggia che è ricoverata a Padova e che è risultata positiva alla droga. La bimba di 5 mesi di Chioggia, trasferita a Padova in terapia intensiva dallo scorso 9 maggio, è risultata positiva alla cocaina. Si ipotizza si sia trovata in un ambiente nel quale i genitori oppure dei conoscenti abbiano consumato la droga. Famiglia attenzionata e seguita dai servizi sociali della città, dice oggi il sindaco. Chiaro che mi auguro che emergano delle notizie ovviamente confortanti, per la bambina prima di tutto e poi anche per l'ambiente familiare. La piccola, trasferita dall'ospedale di Chioggia a Padova per un'emorragia cerebrale, presenta tracce dello stupefacente nei capelli e sulla pelle. Secondo i sanitari, dall'esito del test non deriverebbero da un'assunzione, bensì da un contatto esterno con la sostanza. E noi siamo pronti ad intervenire e ad aiutare le persone. Sul corpicino della bimba, inoltre, sarebbero stati notati anche dei traumi. Ciò che si vuole chiarire ora è se la neonata sia stata vittima o meno della sindrome del baby shake, ovvero lo scotimento violento e continuo per farla smettere di piangere, oppure se si sia trattato di una semplice disattenzione. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. La speranza e gli auguri di un graduale ritorno alla normalità per la piccina da parte del sindaco Armelao. Mi auguro che la bambina possa star meglio, possa guarire, star bene e possa ritornare a Chioggia, a giocare con i propri amici. E ce lo auguriamo tutti, naturalmente ci uniamo all'augurio del sindaco Armelao. Da Chioggia ci spostiamo nell'Alta Padovana, dove i giovanissimi del posto sono stati coinvolti in una iniziativa, in un'operazione per avere cura, dei beni del comune, dei beni della città. E quindi è boom di iscrizioni a Carmignano di Brenta per questa iniziativa che si chiama Ci sto a fare fatica. Ben 60 ragazzi carmignanesi dai 14 ai 19 anni sono pronti a partecipare all'iniziativa Ci sto a fare fatica, terza edizione. Durante l'estate i giovanissimi, divisi in 6 squadre, per una settimana a turno si occuperanno di svolgere alcuni interventi utili per la comunità, come le opere di manutenzione, riqualificazione e sistemazione di spazi pubblici comunali, diretti da specifici tutor. Un primo approccio verso i beni comuni e il mondo del lavoro. Ecco cosa riceveranno in più, oltre alla bella esperienza. I nostri ragazzi potranno svolgere attività di manutenzione all'interno del nostro territorio durante il periodo estivo e dall'altra parte riceveranno un buono fatica che potranno spendere all'interno delle nostre attività commerciali e anche nelle associazioni sportive.
Quindi insomma iniziativa che a quanto pare sta avendo successo tra i giovani e i giovanissimi. Adesso ci spostiamo a Bassano perché insomma c'è polemica per quello che riguarda l'area San Lazzaro e questa polemica con un possibile cambio d'uso della lottizzazione vede insomma la risposta molto forte di Bassano per tutti. Sta sollevando un polverone la questione del possibile cambio d'uso della lottizzazione San Lazzaro a Bassano, che rischia di essere trasformata da area agricola a una colata di cemento. Sul piede di guerra Bassano per tutti, contraria al progetto, soprattutto contraria al modo in cui è stato comunicato. Le commissioni non devono essere dei luoghi in cui viene informata come fosse una conferenza stampa e vengono informati i partecipanti su cose che pare siano già decise o comunque pare siano già uno stadio abbastanza avanzato perlomeno di ragionamento. La possibilità di scegliere c'è, l'abbiamo sentito, è proprio per questo che essendovi la possibilità di scegliere noi chiediamo che l'amministrazione comunale scelga per il no, non per essere sempre dalla parte del no perché non è il nostro modo di pensare, ma perché non vogliamo immaginare un mondo in cui mangeremo calcestruzzo. Noi abbiamo bisogno di tenere le aree agricole perché anche le aree agricole generano ricchezza, generano lavoro e qualità della vita. Ma cosa sta succedendo secondo lei in quell'area? Non c'è molto chiaro cosa si è mosso prima. Quello che è chiaro è che tre grosse aziende che si muovono per acquisire un'area si muovono per un motivo preciso, ovviamente. Ognuno siamo consapevoli che ognuno faccia i suoi interessi. Noi crediamo che l'amministrazione abbia in questo momento l'obbligo di dire non siamo d'accordo su questo progetto, nel senso che un'amministrazione comunale, indipendentemente dalle vicinanze o lontananze politiche, è forte se ascolta i cittadini del suo comune. E quindi non si tratta di scaricare reciprocamente su regione, governo, né sulle aziende che legittimamente fanno la loro attività imprenditoriale. Non sappiamo cosa ne sarà fra 20 anni, quindi noi chiediamo all'amministrazione di fermare, di dire che si è contrari, di prendere posizione contro questa ennesima lottizzazione e lasciare quelle aree agricole. Vicenza, Bassano, Trieste, Venezia, vi anticipo già quali sono i luoghi del nostro nord-est dove andremo subito dopo la pubblicità. (12:42), bentornati a Focus, insieme fino alle 13 abbiamo spaziato già in buona parte del nord-est, Bassano ora perché continuano a essere molte le firme raccolte ai gazebo sulla gestione della sanità, sulla gestione dell'ULSS 7, molti i cittadini che fanno segnalazioni e che firmano questa raccolta. Un'altra mattinata di firme raccolte, segnalazioni e disagi che i cittadini di Bassano hanno messo nero su bianco. In meno di 3 ore altre 250 sottoscrizioni che fanno salire il numero totale a oltre 2000. Una delle più grandi manifestazioni di partecipazione nel nostro territorio. Partecipazione autentica di persone che si mettono in fila, che ti raccontano le loro esperienze, i disagi che vivono, i problemi che ci sono a livello sanitario nel nostro ospedale. 2000 firme vuol dire verosimilmente 2000 famiglie, cioè potenzialmente 8000 persone che protestano contro l'attuale gestione dell'ULSS 7 e del San Bassiano. Una vittoria triste, dicono gli organizzatori dei gazebo, perché il boom di firme racconta un disagio profondo ed esteso. Ogni volta riscontriamo proprio questa esigenza, c'è proprio la necessità di portare il proprio vissuto e devo dire che tutti hanno qualcosa da raccontare e ci sono persone anziane che sono costrette ad andare a Sant'Orso, costrette ad andare ad Asiago, ma non solo questo, perché in realtà chi poi si trova a dover vivere delle difficoltà sono le persone veramente anche più giovani. C'è da abbattere, ci spostiamo a Vicenza, anzi a Montecchio Maggiore, c'è da abbattere un cavalcaferrovia, quello di Via Battaglia, perché insomma come sapete l'alta velocità ormai sta prendendo corpo, c'è la realizzazione della nuova linea che raggiungerà anche Vicenza, quindi il primo passaggio, uno dei primi passaggi è proprio l'abbattimento di questo cavalcavia, di questo cavalcaferrovia. Sono stati anche deviati dei treni notturni per portare avanti le operazioni. Vediamo cosa è successo.
Operazione smantellamento. Scatta stanotte la prima fase che prevede l'abbattimento del cavalcaferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore. Ponte che ad un mese dalla chiusura cambia già volto con l'avanzamento dei lavori per il cantiere della TAV. Sbancata la rampa che arrivava al ponte, tolti gli alberi, interventi funzionali per la realizzazione della nuova linea alta velocità, alta capacità, che costringerà per tutto il 2022 alla deviazione del traffico sulla pedemontana che si collega con la regionale 11. Ci vorrà del tempo perché siano eseguiti in maniera completa, all'incirca un mese per demolire completamente il ponte. Durante i lavori di demolizione del ponte logicamente ci sarà il fermo della ferrovia e sono lavori che avverranno di notte. Stanotte scatta l'ora X con il primo step, poiché il ponte sarà asportato in 4 stralci, operazione delicata che si concluderà con la completa rimozione prevista per fine giugno. Devono tagliare il solettone che c'è nel ponte e lo devono demolire pezzo per pezzo. Poi l'altra fase è quella di demolizione delle spalle, cioè quelle che sono, diciamo, quelle che tengono in piedi il ponte, e questo implicherà all'incirca un mese di lavoro, insomma, da quello che è il cronoprogramma risulta essere un mese, quindi nel prossimo a fine giugno dovremo avere il ponte, tutta la parte, sia la rampa che il ponte demolito, dovremo vedere lo spazio completamente libero. Insomma, operazione alta velocità che è partita davvero, come avete sentito, ci vorrà ovviamente tanto tempo però, e tanti soldi soprattutto, però insomma il progetto è avviato. A proposito di progetti, a Trieste invece c'è il progetto della cabinovia che sta veramente dividendo la città. Il comitato contro la cabinovia ha presentato un corteo che si terrà a metà giugno e anche delle novità che riguardano il progetto. Siamo interessati, sentiamo. Il punto della situazione. Il comitato per il no alla cabinovia certamente non è superstizioso. Un corteo per sensibilizzare ulteriormente la popolazione in merito al contestatissimo progetto partirà alle ore 17 del 17 giugno, un venerdì. Ciò detto oggi al Circolo della Stampa, presentando l'appuntamento, William Starz, portavoce del comitato, ha dato conto di un paio di novità non da poco. La prima riguarda il tracciato che sarebbe stato prolungato. Comporta un percorso più lungo, quindi un aggravio di spesa di investimento e soprattutto un aggravio di disagio per i residenti. Ho fatto presente che la funivia passa non solo sopra delle case, attraversa la ex 202 e arriva a ridosso del parcheggio esistente che probabilmente dovrà essere ampliato per poter dare risposta alla movimentazione che si prevederà con la cabinovia. C'è dell'altro e arriva da Roma, dove l'onorevole pentastellata Sabrina De Carlo di fatto ha riportato l'attenzione sul progetto. Abbiamo avuto varie interlocuzioni con il Ministero e anche col Ministro in queste settimane. Ci è stato riferito che al Comune è stato chiesto di procedere con una domanda di project review. Nel caso in cui ciò non avvenisse, i soldi non arriveranno a Trieste e sicuramente questo non è un punto a favore del sindaco, ma è certamente un punto a favore dei cittadini che purtroppo non sono stati ascoltati dall'amministratore locale. Contattato da Tele4, il sindaco di Piazza ha rispedito il messaggio al mittente. Si muovono come con la sala Tripkovic, ha detto, cercando di rinviare tutto. Ma come è vero che a luglio demoliremo la struttura, così è vero che procederemo con la cabinovia. Il comitato, in previsione del corteo, organizzerà una serie di punti informativi per illustrare le proprie proposte alternative che in soldoni molto puntano su un trasporto tranviario che recupererebbe i vecchi percorsi e coinvolgerebbe il tram di Opicina. Le varie anime che compongono il comitato hanno anche opinato sulla sostenibilità economica ed ambientale del progetto. Da una città di mare a un'altra, da Trieste a Venezia, per parlare a Venezia di sport, di Repubblica Marinare, e attraverso un duro sfogo si è espresso con parole dure il delegato del sindaco alle tradizioni, Giovanni Giusto. E infatti sono stati presentati i 2 equipaggi, di cui uno tra l'altro tutto in rosa, che domenica prossima saranno ad Amalfi a rappresentare Venezia al palio delle antiche repubbliche marinare. Una sfida di remi, ma insomma sentiamo quali sono le criticità. Una richiesta di 90.000 euro per trasmettere la diretta del palio delle antiche repubbliche marinare sulla RAI,
una proposta che ha fatto andare su tutte le furie il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto. Se volete la diretta servono 90.000 euro. Incredibile, direi veramente offensiva, dal momento che dobbiamo ricordare che la RAI non è una televisione privata ma pubblica, e dare una risposta del genere in un evento che raccoglie l'intera nazione attraverso Venezia, Genova, Pisa al centro e Amalfi al sud sicuramente delude molto, anzi direi che umilia. Quest'anno, oltre alla sfida tra i galeoni delle antiche 4 repubbliche marinare, domenica 5 giugno, su un campo di gara lungo 2000 metri, ci sarà anche un'importante novità. Il Comitato Generale ha approvato all'unanimità l'istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni con equipaggio misto, con donne e non più di 4 uomini, sulla distanza di 1000 metri, in programma sabato 4 giugno. Un evento mai accaduto prima nella storia del Palio, che strizza l'occhio all'emisfero femminile, simbolo di sforzo e intraprendenza. Per la città di Venezia l'equipaggio sarà costituito da sole donne, atlete del team Università Veneziane, CUS Venezia e dell'Università di Padova. Venezia quest'anno, per la prima volta nella storia del Palio, parteciperà con un equipaggio completamente femminile. Quest'anno, grazie a un sistema di regolamento, abbiamo visto una scappatoia dove viene dichiarato il massimo della presenza maschile, ma non di quella femminile. Venezia correrà con il galeone verde veneziano, ma attinto con una sfumatura di rosa. Quindi faremo la storia sicuramente. E allora vedremo come andrà a finire anche l'aspetto sportivo di questa manifestazione. Torniamo nella pedemontana, a Marostica per la precisione, dove insomma si sta facendo di tutto per rilanciare il turismo, e quindi è stata firmata un'intesa, un protocollo d'intesa per la valorizzazione del territorio. Insomma, si passa da lì per poi dare una spinta al turismo. Una Marostica che punta sempre di più al turismo e lo fa anche attraverso il commercio, firmato così un protocollo d'intesa che rafforza la sinergia tra comune e Confcommercio. Una sinergia che va a sottolineare un accordo che c'è sempre stato fra la nostra associazione Confcommercio e l'amministrazione comunale, e anche perché andiamo in questo modo ad ampliare in un certo senso quella che è una promozione turistica già importante e propositiva per Marostica. Come diciamo sempre noi, Marostica è una città da vivere, amare e visitare. Un accordo che segna una strada comune verso la promozione del territorio e delle sue attività. Si cercherà di portare più gente possibile, sia da un punto di vista anche dell'economia del territorio, perché chiaramente più gente viene a trovarci a Marostica e più gente abbiamo speranza che poi vadano a spendere i loro soldi nelle nostre botteghe. Turismo e commercio, due grandi protagonisti che uniti rappresentano la più grande forza per la città. Non ci sarebbe la città senza le botteghe e i piccoli comunque esercizi commerciali, e non ci sarebbe il turismo ovviamente senza la città, però i turisti poi necessitano di entrare anche e a conoscere quelle che sono le nostre attività. E il portale appunto EasyV è utilissimo perché sarà una vetrina in più per quella che è la città di Marostica. Noi dentro ci troveremo appunto il nostro territorio, quindi i nostri sentieri, i nostri percorsi, ci troveremo le nostre attività, quindi le nostre botteghe, le nostre attività vere e proprie, e ci troveremo anche i nostri eventi, le nostre manifestazioni. Non tutti lo sanno, però tra i provvedimenti post-Covid per aiutare i cittadini c'è anche il cosiddetto bonus psicologo, quindi chi ha avuto degli effetti negativi anche proprio da un punto di vista del comportamento e psicologico dopo la malattia ha diritto ad un bonus molto atteso, ma del quale per il momento beneficeranno in pochi. Sentiamo perché. Il bonus psicologo del governo punta a rimborsare o contribuire alle spese dei cittadini che causa Covid hanno avuto o hanno ancora bisogno di uno specialista. Un bonus molto atteso ma finanziato per ora molto al di sotto delle aspettative.
Il bonus è un primo passo, un primo passetto verso questa direzione. Dico primo passetto perché rappresenta un forte impegno delle istituzioni, appunto anche simbolicamente, anche se sicuramente da un punto di vista di risorse investite può essere solo un primo passo. I numeri infatti andranno a coprire circa, per quanto riguarda l'Italia, 16.000-17.000 persone circa, e in Veneto quindi ci possiamo aspettare 1.500-1.600 famiglie che potranno ricevere il bonus. Calcolando che il Veneto ha circa 5 milioni di abitanti, come si farà per richiederlo, dottore? Entro pochi giorni sarà disponibile sul sito dell'INPS una pagina dedicata sul sito in cui i cittadini potranno appunto chiedere l'accesso al bonus anche sulla base del loro ISEE, quindi sarà un bonus che sarà riservato a persone con un ISEE sotto i 50.000 euro, ma in realtà con una serie di segmentazioni che andranno ovviamente a prioritizzare e dare un bonus maggiore fino a 600 euro in totale per chi ha un bonus sotto i 15.000 euro. Questo contributo è l'occasione, spiega il presidente Pezzullo, per far conoscere come i servizi pubblici di cura della psiche in Veneto come in Italia siano saturi ma insufficienti. Pensi un po' che noi in Italia abbiamo in media 5 psicologi ogni 100.000 abitanti nel Servizio Sanitario Nazionale rispetto a una media europea che è di 20 ogni 100.000 abitanti, quindi un quarto degli psicologi che ci sono in media in Europa. Non parlo dei paesi del nord Europa che hanno 40 psicologi ogni 100.000 abitanti. Allora abbiamo bisogno di quello che noi definiamo come psicologi un piano Marshall per il benessere psicologico e la salute mentale, ovvero investimenti strutturali che permettano di riscontrare il diritto-dovere di ogni cittadino italiano e veneto di avere un supporto psicologico adeguato, un sostegno che lo accompagni nelle difficoltà e complessità di una fase sociale storica così difficile, così impattante. Prima di salutarci c'è ancora tempo per qualche notizia. Allora, intanto andiamo sull'altopiano, ad Asiago, dove è tornata la grande rogazione, così viene definita. È un evento insomma, che riguarda ovviamente la tradizione, che riguarda però insomma, anche altri aspetti della vita dell'altopiano, e ce ne parla Ferdinando Garavello. Migliaia di persone in una processione di 33 chilometri attorno ad Asiago. È la grande rogazione, un rito antico che sa di un patto con la divinità, che sa di un patto con chi può decidere il bello e il cattivo tempo letteralmente. Migliaia di persone che quest'anno camminano per un motivo in più. Si torna alla grande rogazione dopo 2 anni di pandemia e si vede dal numero dei partecipanti quanto è importante questo evento spirituale, religioso, culturale e di tradizione per Asiago e per l'altopiano dei 7 comuni. E altro evento importantissimo di questi giorni è il Salone Nautico che si è svolto a Venezia ed si è svolto nell'Arsenale, che è un po' il cuore dell'industria navale veneziana. Dal XII al XX secolo l'Arsenale è stato il cuore dell'industria navale veneziana, un'industria spesso all'avanguardia mondiale per produzione e metodi di produzione. Una vocazione alla quale lo si intende riportare con un salone nautico che non è solo esposizione, ma iniziative a 360 gradi legate alla cultura del mare. Tornare al mare, tornare alla nautica, tornare alla cantieristica, tornare al lavoro con i piedi per terra, tornare all'uso dell'Arsenale nella sua più antica accezione. Questo è nelle corde, nel senso, nel segno di Venezia. La musica e le parole dell'inno di Mameli, eseguite dal coro del Teatro La Fenice, accompagnati poco dopo da 2 aeromobili di ultima generazione della Marina Militare col Gonfalone di Venezia, hanno dato vita ad una kermesse che mette in primo piano anche la sostenibilità ambientale. La sostenibilità nella nautica, per esempio, è molto importante, per esempio, non solo per ovviamente le ricadute ambientali, chiaramente, ma anche per fruire del mare nei silenzi del mare, per cui andare ad elettrico o con l'ibrido, come noi stiamo presentando. Abbiamo dei prototipi anche di foiler, c'è una grande ricerca tecnologica sulle motorizzazioni, ma anche su tutto quanto l'uso e la cultura dell'acqua. Oltre 300 imbarcazioni, di cui 250 in acqua, in tutto il bacino della Darsena Grande dell'Arsenale di Venezia, ma anche nel bacino medio. Qui dietro di me, per esempio, vedete un'infilata di grandi yacht dai 15 ai 30 metri. Venezia si candida a capitale mondiale della sostenibilità ed è una scelta significativa per una città che è tra le prime a subire i cambiamenti climatici.
I veneziani con la loro intelligenza, con la loro forza anche finanziaria, hanno spostato i fiumi e fermato il mare. Ecco, dobbiamo essere degni di questa intelligenza e di questa forza. Sposteremo ancora i fiumi e bloccheremo ancora il mare, ma non più fisicamente, ma lo faremo nell'immateriale, portando a Venezia il meglio del futuro, la più antica città del futuro. E vedremo come si svilupperanno tutti questi progetti. Noi ci salutiamo, siamo arrivati alle 13, è il momento quindi di chiudere il nostro Focus TG. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro buon pranzo e buon pomeriggio, poi ci rivediamo naturalmente con tutta la programmazione di Rete Veneta. Grazie, arrivederci.